svolti in Svezia nel 2005 in Coppa Europa, ha vinto la staffetta 4% ed inoltre tra 600 naturalmente da partecipazione vicina e mitica. Buona giornata a tutti e un buon divertimento. Ancora un applauso naturalmente a Manuela, che poi andremo a coinvolgere naturalmente durante l'arco della festa, anche perché il presidente mi dice oramai nel miglior di modo per presentare questi sportivi che sono totali e meritano tutto, diciamo, la spinta possibile e immaginabile perché possono andare ancora di più, perché presenterà le altre cose. Salutiamo anche gli amici dell'associazione PASE, chirurgia pediatrica di Padova, bambini un po' più sfortunati dei nostri che non possono essere qui con noi.